因为意大利 Vespa 奥多拜已经推出70多档哈，即马为着新的能源规定 ，Vespa 嘛推出油电混合甲电动车。因为发动，骑奥多拜的人开始踅罗马市区每一个重要的景点，尤其是坐伫咧奥多拜边仔的边车，欣赏这千年的古迹。对真侪在地意大利人来讲，若是无驾边车的奥多拜是普通式的交通工具。这个造型对真侪台湾人来讲印象真深，伊就是捌伫咧国内正流行的比亚石 Vespa 牌子的奥多拜。创立伫咧1884年的比亚石公司，二次大战的时阵，为中心国之一的意大利生产军用的飞机。战后伫咧同民国严格限制下，比亚石公司改造奥多拜，并且伫1946年生出第一代 Vespa 奥多拜。È un'icona perché racconta tutto ciò che è stato, perché quando ti fermi a parlare o quando tu magari ti fermi a prendere un caffè, si avvicina sempre qualcuno che ti dice ah mio nonno aveva la Vespa, ah mio papà aveva la Vespa e quindi la Vespa è parte di ciascuno di noi. Per me la Vespa rappresenta l'Italia, quando sei a Roma o in città italiane se non c'è la Vespa non stai in Italia. Questo spirito di libertà, di gioia, di camminare, di tutto. Ti fermi dove vuoi, queste strade che è senso unico, la Vespa invece poi, sai, esatto. Vespa 牌子唔那是意大利伫咧服装以外，另外一种流行时尚的象征。骑车人卡放伫咧头前的卡达邦，这种车身的结构也变做美亚奥多拜业者的标准。当然，伫咧欧洲地汽柴油车的规范愈来愈严格，小有比亚石子公司的 Vespa 牌子也开始有电动版本，2000瓦的电池会当走100公里，若是油电混合的就能走到200公里。公司新闻，徐嘉玲编辑。